per misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exures Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flemtes, in a lacrimarum vale. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculo, ad nos converte. Et Iesu, benedictum fructus ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ricordati, o caro Sant'Antonio, che tu hai sempre aiutato e consolato chiunque è ricorso a te nelle sue necessità, animati da grande confidenza e dalla certezza di non pregare invano. Anche noi ricorriamo a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore. Non rifiutare la nostra preghiera, ma fa che essa giunga con la sua intercessione al trono di Dio. Vieni in nostro soccorso nella presente angustia e necessità e ottienici la grazia che ardentemente imploriamo, se per il bene dell'anima nostra. Benedici il nostro lavoro, le nostre famiglie, tieni lontane da esse le malattie e i pericoli dell'anima e del corpo. Fa che nell'ora del dolore e della prova possiamo rimanere forti nella fede e nell'amore di Dio. Amen. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Santa Madre di Dio, Santa Vergine delle Vergini, Sant'Antonio, martire di desiderio, Sant'Antonio, sublime per contemplazione, Sant'Antonio, esempio di semplicità, Sant'Antonio, esempio di castità, Sant'Antonio, esempio di mitezza, Sant'Antonio, ricco di prudenza, Sant'Antonio, ricco di temperanza, Sant'Antonio, ricco di fortezza, Sant'Antonio, fervido nella carità. Antonio, generoso nell'amore, prega per noi. Antonio, amante della pace, prega. Antonio, nemico dei vizi. Antonio, disprezzatore della vanità. Antonio, modello di ogni virtù. Antonio, gemma dei confessori. Antonio, predicatore insigne del Vangelo. Antonio, predicatore della grazia. Antonio, apostolo di ogni virtù. Antonio, dottore evangelico. Antonio, dottore della verità. Antonio, arca del testamento. Antonio, vincitore del demonio. Antonio, mirabile operatore di miracoli. Antonio, protettore delle cose perdute. Antonio, potente contro la lebbra. Antonio, potente contro ogni infermità. Antonio, potente contro la morte. Antonio, consolatore degli afflitti. Antonio, emulo del Padre San Francesco. Antonio, immagine di Gesù Cristo. Antonio, letizia dell'Italia. Sant'Antonio, onore della Chiesa. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, Gesù.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. O glorioso Sant'Antonio, che hai avuto da Dio il potere di risuscitare i morti, risveglia la mia anima dalla tiepidezza e ottienimi una vita fervorosa e santa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O sapiente Sant'Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la Santa Chiesa e per il mondo, illumina la mia intelligenza aprendola alla divina verità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O pietoso Santo, che vieni in aiuto a coloro che ti invocano con fiducia, soccorri anche me e i miei cari nelle attuali necessità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O generoso Santo, che accogliendo la divina ispirazione hai consacrato la tua vita al servizio di Dio e dei fratelli, fa che io ascolti sempre con docilità la sua parola. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Sant'Antonio, vero giglio di purezza, non permettere che la mia anima resti macchiata dal peccato, ma ottienimi da Dio la purezza del cuore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O caro Santo, che intercedi affinché tanti malati ritrovino la salute, aiutami a guarire dalla colpa e dalle cattive inclinazioni. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Sant'Antonio, mio patrono, che ti sei prodigato per la salvezza dei fratelli, guidami nel mare della vita, perché possa giungere al porto dell'eternità beata. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O compassionevole Sant'Antonio, che durante la vita hai ottenuto la liberazione di tanti condannati, intercedi affinché io sia liberato dal male e possa vivere nella grazia di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Santo Taumaturgo, che hai avuto il dono di ricongiungere ai corpi le membra recise, non permettere che io mi separi mai dall'amore di Dio e dall'unità della Chiesa. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O carissimo Santo, che aiuti a ritrovare le cose smarrite, fa che non perda mai l'amicizia di Dio, ma la possa custodire fedelmente per tutta la vita. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O soccorritore dei poveri, che ascolti quanti ricorrono a te, accogli la mia supplica, presentala a Dio, affinché Egli mi doni il suo aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Sant'Antonio, che sei stato apostolo instancabile della parola di Dio, fa che io possa dare testimonianza della mia fede con la parola e con l'esempio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O amatissimo Sant'Antonio, che a Padova hai la tua tomba benedetta, guarda con benevolenza alle mie necessità, parli a Dio per me la tua lingua miracolosa, affinché le mie preghiere siano accolte ed esaudite. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Prega per noi, Sant'Antonio di Padova, e saremo fatti delle promesse di Cristo. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore del Vangelo e un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi, per sua intercessione,
di seguire i suoi insegnamenti di vita cristiana e di sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio di immensa carità, Trinità infinita, tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore, lo Spirito di santità, Spirito dell'amore. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa, dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Ci troviamo insieme a celebrare la grande festa di Pentecoste e nel giorno in cui facciamo memoria di questo evento straordinario che ha cambiato la vita della Chiesa, vogliamo disporre il nostro cuore ancora una volta all'ascolto della parola di Dio e vogliamo riconoscere nel segreto del nostro cuore il nostro peccato, il nostro fallimento, qualunque esso sia. E in silenzio ci presentiamo a Dio. Signore, che ci doni lo Spirito Consolatore che viene dal Padre. Kyrie eleison. Cristo che viene a rinnovare la terra col fuoco dell'amore. Christe eleison. Signore, che rendi ognuno di noi sale della terra, luce del mondo. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, per i nostri peccati, i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo. Gloria, gloria, in
excelsis Deo, gloria, gloria, in excelsis Deo. Preghiamo. O Dio, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione. Diffondi sino ai confini della terra i doni dello Spirito Santo. Rinnova anche oggi nel cuore dei credenti i prodigi che nella tua bontà hai operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive, regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia. Dicevano: tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Ripetiamo insieme: manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Togli loro il respiro, muoiono e ritornano nella loro polvere. Mandi il tuo Spirito, sono creati e rinnovi la faccia della terra. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra. Sia per sempre la gloria del Signore. Gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto. Io gioirò nel Signore. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani.
Fratelli, quelli che si lasciano dominare dalla carne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal momento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo, non gli appartiene. Ora, se Cristo è in voi, il vostro corpo è morto per il peccato, ma lo Spirito è vita per la giustizia. E se lo Spirito di Dio, che ha risuscitato Gesù dai morti, abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi morti, per mezzo del suo Spirito che abita in voi. Così dunque, fratelli, noi siamo debitori non verso la carne, ma per vivere secondo i desideri carnali, perché se vivete secondo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito, fate morire le opere del corpo, vivrete. Infatti, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte delle sue sofferenze per partecipare anche nella sua gloria. Parola di Dio. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviatto. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Alleluia, 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 alleluia. Vieni, Santo Spirito, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Alleluia, alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Se mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. Noi verremo a lui, prenderemo dimora presso di lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole,
e la parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre sono ancora presso di voi, ma il Paraclito, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, Lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Sia lodato Gesù Cristo. Viviamo la grande festa di Pentecoste che porta a compimento il nostro tempo pasquale, nel quale abbiamo tentato ancora una volta di contemplare quello che è il fondamento del nostro essere cristiani, Gesù Cristo, crocifisso, morto e risorto. La festa di oggi è una festa che ci invita alla speranza. È vero, Cristo è asceso al cielo, non è più fisicamente presente con gli apostoli e gli apostoli forse hanno paura. E adesso che Gesù non c'è, come si fa? Abbiamo noi e anche loro, in quel tempo, bisogno di un aiuto. Abbiamo bisogno dell'amore di Cristo, abbiamo bisogno dello Spirito Santo. Allora la festa di Pentecoste è un invito alla speranza, a ricaricare di coraggio il nostro essere cristiani. Uscite, non abbiate paura. Adesso avete la forza di farlo. Il mio spirito è dentro di voi. Allora la festa di Pentecoste ci invita a fare memoria non solo del dono dello Spirito Santo in quel giorno di Pentecoste, ma perché in quel giorno lo Spirito Santo è stato effuso, che lo Spirito continua ancora oggi ad agire dentro la storia, ad agire dentro la nostra vita. A me piace ricordarlo, perché qualche volta diamo per scontata la presenza dello Spirito Santo. E per potenza sua, che la parola che io ho ascoltato questa sera può diventare parola di Dio per me, per te, questa sera. Anche che sono in vacanza, Dio mi parla il mio cuore. E per potenza di Spirito Santo, che fra qualche istante su quell'altare pane e vino si trasformano in presenza reale di Cristo. E per potenza di Spirito Santo, che persone che fragili come noi hanno il coraggio di testimoniare il Vangelo fino addirittura a dare la propria vita. Penso ai martiri, ma non solo quelli che la Chiesa celebra in questi 2000 anni di cristianesimo, ma anche i martiri contemporanei, quelli che fanno chilometri e chilometri per andare a messa e magari sanno che potrebbe essere l'ultima loro messa. Questa è la potenza dello Spirito Santo. Ed diventa quindi un invito grande a trasformare ciò che è materiale, permettetemi, in spirituale. Sì, perché lo Spirito è dentro di noi. Vi ricordate Sant'Agostino? Ti ho cercato ovunque, Dio. Ovunque, nelle meraviglie del creato, e lì ho colto qualcosa, ma ti ho cercato e alla fine ho capito che tu eri dentro di me. Allora permettetemi, nel ricordare a me stesso per primo e anche a voi, che quando io curo la mia interiorità non solo scopro Dio dentro la mia vita, ma mi accorgo
perché sono creato a immagine e somiglianza di Dio, che curando la mia interiorità riesco anche a capire di più chi io sono. Sì, più conosco Dio, più conosco me stesso. Più conosco me stesso, più posso cogliere la presenza di Dio nella mia vita. Mi piace pensare che noi siamo la casa di Dio. Dio è dentro di noi ed è per questo che noi diventiamo strumenti nelle mani di Dio per diventare e amare come Gesù ci ha insegnato. Ultimissima sottolineatura. Nella prima lettura abbiamo ascoltato come lo Spirito Santo si abbatte, gagliardo, come un vento impetuoso. Sì, lo Spirito è vento, è uragano, talvolta è più forte delle nostre chiusure fisiche e mentali, e meno male. Ecco, lo Spirito Santo guida la storia anche quando gli uomini sbagliano, nonostante gli uomini, talvolta nonostante i preti, ma lo Spirito Santo agisce e guida la Chiesa. Allora, in questa festa facciamo memoria di un dono, ma anche di una certezza che lo Spirito continua ancora oggi a soffiare. Probabilmente abbiamo bisogno di più coraggio, permettetemi, di sciogliere le vele del nostro cuore e di lasciarci guidare da Lui. Sia lodato Gesù Cristo. Come nella notte di Pasqua, come nel giorno del nostro battesimo, domando a me stesso e a voi: credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. E vogliamo presentarci al Signore con la nostra preghiera e insieme diciamo: donaci, o Padre, il tuo spirito d'amore. Donaci, o Padre, il tuo spirito d'amore. Padre Santo, donaci il tuo spirito perché le nostre comunità cristiane, spesso disorientate da problemi e ideologie contrarie al Vangelo, possano camminare sulle vie segnate dalla tua parola proclamata. Noi ti preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito d'amore. Padre misericordioso, sostieni i malati e i sofferenti nel loro cammino di fede, perché vivano l'esperienza della prova come testimonianza di amore e di carità, a beneficio dell'annuncio della Pasqua. Noi ti preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito d'amore. Padre della luce, illumina i missionari del Vangelo, perché possano sopportare con fiducia in te le persecuzioni subite a causa della testimonianza della fede. Noi ti preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito d'amore. Padre della gioia, alimenta nei catechisti il desiderio di diffondere in ogni famiglia la gioia di sentirsi chiesa domestica, per edificare il mondo secondo il tuo progetto di amore. Noi ti preghiamo. Donaci, o Padre, il tuo spirito d'amore. Ascolto, Padre, queste preghiere e quelle che portiamo dentro il nostro cuore. Ti ricordiamo le persone a noi care, viventi, a cui vogliamo bene, a coloro che ci hanno preceduto nel regno della vita.
Per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, che è frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci alziamo in piedi. Manda, o Padre, lo Spirito promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza della verità tutta intera, per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto nei secoli e ha riunito i linguaggi della famiglia umana nella professione dell'unica fede. Per questo mistero, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanime l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, Osanna nell'alto dei cieli, Osanna, Osanna, Osanna. Benedetto veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del nostro Signore Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa. O Padre, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Rendi perfetta questa Chiesa nell'amore con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. In particolare ti ricordiamo i sacerdoti defunti che hanno segnato la nostra vita. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi Ermagora, Fortunato, Eufemia, Crisogono e tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E una sola voce preghiamo, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, dacci oggi il nostro pane quotidiano. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati e i nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa e dona pace e gioia secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Agnello di Dio. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
corpo e il sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la comunione vi invito a rimanere al vostro posto. Chi la desidera rimane in piedi, altrimenti può accomodarsi.
te. Non ci lascia la notte mai più scenderà, resta con noi. Non ci lascia per le vie del mondo, voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore, resta con noi, non ci lasciare la notte mai più scenderà, resta con noi, non ci lasciare per le vie del mondo, sì. Preghiamo. O Dio, che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia, perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto, e questo cibo spirituale giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Uscendo dalla Basilica ci sono ancora alcune coppie di insieme con le notizie e gli appuntamenti per la nostra comunità. Con questa settimana abbiamo iniziato l'orario estivo delle celebrazioni per permettere un po' a tutti di avere l'orario corretto, giusto, per vivere un momento di interiorità nel giorno del Signore. La prossima settimana vivremo anche alcune esperienze particolari come pellegrinaggi notturni a Barbana e altre esperienze. Trovate tutto su Insieme. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madonna di Barbana, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andiamo in pace. Alleluia, alleluia. Buona domenica e buona serata a tutti. Regina Celi letare, alleluia, quia meruisti portare, alleluia, rex surrexit, sicut dixit, alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre qui dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, che colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Con Briglia che lungo il corrido va scorrendo sul placido mar. A te manda un festevole grido, con amico sul far. Guai smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre qui dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, sorriso, il sapere, e colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. L'amistade che viene dal cor. Delle muse, sorriso, il sapere, che colto il dolor, sì dolor. Ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Per 20 anni ha fatto il postino in Istria e per altrettanti eventi è stato guardia giurata. Tutti lo descrivono come la memoria storica salvorina, ma lui preferisce l'appellativo di factotum di Bassania di Salvore, dove abita a 2 passi dal mare e dove si trova la sua immensa collezione, che ha trovato spazio nella sua casa frequentata da tantissimi visitatori. Ma lui chi è? Giulio Codilia, nato 29 agosto a Bassania, 20 metri da dove ci troviamo in questo meraviglioso posto pieno di storia, Galleria Fotoricordi. È visitata in 6 anni da moltissime persone, da 1150 persone individuali, console italiano, l'onorevole El Sabor, nostro Furio Radì, Maurizio Tremol, tantissimi. Da me sono state moltissime televisioni, insomma ho qualcosa da dire e da mostrare e da far vedere alle generazioni future il passato nostro di gente istriana, oriunda anche i miei dal 1849 qui a Bassania, però sono anche i miei trisauri, nonni vecchi, sono arrivati dal Friuli. Al di là dei ricordi di famiglia, ma la cosa più preziosa che c'è in questo museo qual è? Per me sono tutte cose preziosissime. Ho documenti, cartoline della nostra famiglia, ho il passaporto vecchio di mio zio, il fratello di mio nonno, datato 27 agosto 1875, rilasciato a Parenzo il 30 maggio 1921, ancora sotto Vittorio Emanuele III. Poi fotografie dei nostri combattenti, dei miei nonni, del mio bisnonno, degli avi,
fotografie antiche con oggetti o 3 orologi, ognuno più vecchio di 100 anni, uno ne ha 112 e lavorano ogni giorno perché il tempo passa anche per i defunti, non li lascio fermare mai. Da dove è nata questa passione? Ma da sempre, quando facevo il postino, raccoglievo tutto, raccoglievo coltelli, coltellini, baionette, pistole, documenti, fotografie. E, essendo musicista, suonando tutta la vita, sempre qualcuno mi dava: Giulio, ti vuoi la fotografia? Giulio, te dago la fotografia. E io raccoglievo tutto. Nel futuro ho fatto questa casa abbastanza grande e, avendo spazio, ho detto devo mettere queste cose non soltanto nei cassettini, in qualche, come noi in dialetto diciamo, in qualche armeron, che sia all'oscurità della luce e del mondo. Metto in vista, ho fatto questa galleria chiamata un po' anche quasi museo, ma io la chiamo Galleria Fotoricordi. Negli anni il successo ha dimostrato l'interesse per la storia, per le fotografie, ha dimostrato che ho fatto una cosa positiva. A Salvore si parla soprattutto del faro. Qui c'è un pezzo di storia perché la custodisce questo museo. Qual è? È la storia del faro, il faro costruito nel 1818 da Pietro Nobilo, che non vado a raccontare tutta la storia. Sono contentissimo, specialmente questi giorni, perché abbiamo ricevuto un regalo dal nostro carissimo Ferdinando Simonovic di Torre, il modello del faro di Salvore, a scala proprio originale, con la lucetta si accende alla sera all'imbrunire. Lavora anche in questo attimo che state filmando me. Sono statico, però il faro lo sto guardando. Parlo un attimo di Ferdinando, un grandissimo amico. Noi si suona da molti anni per beneficenza. Il faro è il punto di navigazione per tutto il Adriatico, per Nord Adriatico, ma la storia è vasta. La storia del faro di Salvore è vasta. È il più grande faro dal lato Adriatico e anche abbastanza più in lungo. Io lo canto nelle mie canzoni, essendo musicista, compositore, canto anche il faro di Salvore, è una forza grandissima. Io ho proprio la lampadina originale del faro, anche custodita qui. Il nostro faro di Salvore è la luce dei nostri avi, dei nostri genitori, della nostra generazione e delle generazioni future. Il faro è un simbolo grande nostro di Salvore. Questa è la lampadina del faro di Salvore, ogni paio d'anni viene cambiata. L'ho ricevuta in dono proprio dal fanalista il giorno 13 dicembre 2011. Il giorno 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia, la protettrice della vista, e per questo tengo questa lampadina così cara, perché mia nonna defunta si chiamava Lucia, collegata col faro di Salvore che dà una luce. Guarda il caso, mia nonna gli ultimi 3 anni della sua vita era cieca. Queste 4 immagini che avete visto adesso è la chiesa e il campanile della chiesa di Torre, lavori del nostro carissimo Ferdinando Simonovic, poi ci ha regalato il faro di Salvore visto poc'anzi e una casita, noi in istriano diciamo l'Istarski Casum, la casita istriana fatta in pietra istriana, lavorata a mano. Sono 4 opere, 4 miniature fatte da un personaggio splendido, un grande amico, il nostro carissimo Ferdinando Simonovic. In questa nostra visita, in quel di Bassania di Salvore, da Cicerone l'ha fatto Simonovic, un toresano amico di Giulio, anche lui appassionato di musica e da sempre anima della banda d'Ottone di Torre, che ha anche la passione di lavorare la pietra per ricavare pregevoli lavori, come quelli che si trovano in casa di Giulio Codiglia, il faro di Salvore, la casita istriana, la chiesa di San Martino ed il campanile di Torre.
ovvero tutte riproduzioni realizzate esclusivamente in pietra d'Istria. Ecco le sue parole. Dove nasce questa passione e come mai così, soprattutto nei ricordi della terra, che quindi è la pietra? Questa passione è nata proprio a scuola, dove mi lavoro là come manutentore, e ho visto i fiori che interessai ai nostri motivi istriani e ho cominciato a fare con questi sassolini, ho visto che ne ho esperienza poca e ho detto comincio a fare qualcosa di importante. Allora ho visto con queste casette e con i muri a secco e ho visto che qualcosa viene, una bella immagine, una bella figura del nostro paesaggio. E ho detto ma non mi fermo qua. Allora ho detto perché non fare una piccola rappresentazione del mio paese, ho fatto una cesetta, ho fatto anche il campanile e siccome per l'amico Giulio ho detto che facciamo un bel ricordo ai Salvorini, ho detto facciamo che su anche il faro, così mi sono l'idea, ho fatto un bel faro e per non dimenticarlo che questo fa anche una bella luce che ho messo una piccola lampadina che dà l'immagine del lontano quando i pescatori vengono, che dà la retta via. Tanti personaggi conosciuti, ma tanti personaggi sono stati anche qui presenti su questa bella realtà a Bassania. Qui da me all'inizio ho detto è il console italiano, signor Rustico, Furio Radin, Maurizio Tremol, Rossit Del Bello, il sindaco di Umago, la vice Zuppano, adesso la Giuseppina Raico. Durante questi 6 anni personaggi che sono entrati qua, tantissimi cantanti, essendo conduttore radiofonico da 21 anni ho una trasmissione Festa Istriana in radio a Umago, una radio privata, tutti gli ospiti che abbiamo, i cantanti, musicisti, arrivano anche qui da me per vedere, per lasciare un segno. Ho 5 libri già, anche voi credo lascerete una firma, un segno in questa galleria, insomma sono stati molti. Un ricordo di Battisti e Mogol. Il defunto Battisti e Giulio Mogol erano ospiti qui a Salvore, a Bassania vicino a me, li ho conosciuti all'epoca tutti e due, nel futuro ho suonato con Achille Togliani, anche defunto, suonavo all'epoca la batteria, ho fatto 30 anni di batterista, ho fatto un ultimo dell'anno con la Rita Pavone, con suo marito Teddy Reno, ho avuto il piacere di essere anche con Bobby Solo, sapendo Bobby Solo è nostro quasi concittadino perché i suoi abitavano vicino qui a Salvore. Insomma, poi cantanti croati a livello nazionale ne ho conosciuti e ho cantato e sto anche suonando e cantando certe volte ancora con dei grandi personaggi. Ma in questo scrigno cosa c'è? Di tutto e di più, tutte le piccole cose che fanno grande la storia nostra, che non stavano più giù nella galleria Fotoricordi, sono messe qua in questo spazio di 3 metri per 2 metri e mezzo, sono cose minuscole però che facevano parte della storia di Salvore, ordegni, parlando in dialetto, ordegni di lavoro, cose minuscole, accendini, ma qualsiasi cosa piccola, minuscola è messa qua, una piccola anfora delle cose trovate in mare, insomma orologi, anche un po' di tutto, in miniatura. C'è qualcosa di prezioso? La cosa preziosa l'ho giù. Ho trovato un coltello, essendo per 20 anni facevo il sommozzatore, ho trovato un coltello del fascismo italiano in uno scafo anche italiano affondato nelle nostre acque. Io ho anche qualcosa della guerra, ricordi miei, della famiglia, però che non vado adesso a raccontare ogni pezzo per pezzo. Insomma sono qui in questo ambiente piccolo ma pieno di storia. Giulio Codiglia, che fa parte da sempre della comunità degli italiani di Salvore, come ama ricordare lui, oltre ad essere un eccellente musicista con la sua inseparabile fisarmonica, ma soprattutto è l'animatore di tante feste popolari e del Carnevale di Salvore.
E così, prima di congedarsi da Salvore, ha voluto proporci un insolito duetto con Ferdinando Simonovic sulle note della Mula di Parenzo, poi il commiato da Salvore con una dedica speciale a testimonianza anche della nostra presenza, che resterà incastonata all'interno della sua dimora, crigno inestimabile di una vita piena di ricordi e di eventi che hanno segnato la storia della Terra istriana.